Allora, rieccoci qua. Prima di passare la parola anche agli altri, signor Sindaco, infatti me l'ha ricordata adesso che volevo chiederla, ma di fatto lei non sa, il tutto è aleatorio, è imbarazzante, lei ha nessuna responsabilità come primo cittadino o ci sono responsabilità? La responsabilità della tutela sanitaria dei miei Ah, ce cittadini. l'ha quindi la responsabilità. Questa Cosa è una vuol dire responsabilità che è questo? demandata al sindaco, quindi devo prevenire ovviamente tutti i rischi e in questo caso non mi è dato modo di prevenire un rischio che a quanto pare comunque c'è. Mi vengono date informazioni rassicuranti ma solo verbali. Ah, solo verbali, ma di fatto se si scatenasse tra virgolette, pandemia o che ci fossero, oppure uno di questi minori che viene affidato al suo comune venisse investito da una macchina, succede qualche cosa, chi è responsabile? Qui c'è da capire se oltre il danno poi c'è anche la beffa, perché qualcuno potrebbe dire che magari è responsabile il sindaco, e qui È saremo quello che volevo proprio capire. al colmo, no? No, ma siccome colmi ce ne sono Sì, tanti nel sì, nostro certo. paese, cioè. Diciamo che su questo io sto facendo degli approfondimenti perché credo sia giusto che un sindaco sappia, insomma, quindi ripeto, quella che è la procedura la dobbiamo avere ben chiara. Ad oggi non la conosciamo, però ci deve essere comunicata, è impossibile che non venga detto nulla di come si affronta il problema. Assolutamente. Allora, lei aveva aggiunto qualcosa durante la pubblicità, no? Relativamente al discorso della visita medica, quando viene fatta, cosa risulta a lei e dopo sentiamo che cosa è un confronto. Certo, nel momento in cui sbarcano questi profughi vengono visitati sommariamente in Cosa maniera... vuol dire sommariamente? viene fatta una visita preliminare per capire se hanno delle patologie trasmissibili o comunque conclamate o se possono comunque attraversare l'Italia per arrivare nel Veneto attraverso gli autobus messi a disposizione. Nel momento in cui arrivano in zona Venezia, per quanto riguarda Treviso, viene fatto uno screening laddove chi ha delle patologie conclamate, tipo la scabia o la TBC, viene mandato in ospedale a Mestre, diversamente si reca in questura a Treviso per il fotosegnalamento. A Treviso in 8 mesi abbiamo circa 800 fotosegnalamenti. Di che cosa? Di persone? Di profughi, Di tra cui una profughi. donna incinta che ha partorito il giorno dopo essere stata fotosegnalata. Per cui, insomma, credo persone provate. Sono numeri importanti. D'Avanzo. Sì, noi di Indipendenza Veneta stiamo attenti a questo fenomeno e soprattutto abbiamo elaborato delle riflessioni molto importanti che riguardano ovviamente il nostro territorio, perché ci sono molte considerazioni da fare a livello nazionale e molto importante il nostro territorio. Abbiamo un 11% della popolazione del territorio composta da stranieri, che sono nostri amici, che sono venuti qui a lavorare nelle nostre aziende oppure nelle nostre case e hanno portato il bene del Veneto. Persone con cui abbiamo stretto anche legami di amicizia forti e io vorrei porre attenzione perché è molto importante distinguere l'immigrazione regolare di persone che ne hanno le capacità e il diritto di vivere in un territorio e poi questa cosa confusa che chiamano migranti. Se i migranti rappresentano una percentuale piuttosto elevata, suddivisa in una parte minima di aventi diritto in quanto profugo. Profugo è una persona in grave disagio che scappa da morte sicura. A livello nazionale e internazionale ci sono degli accordi per aiutare le persone che diversamente non avrebbero non un futuro, un presente. E qui è grave la situazione a livello internazionale, scusa, perché arrivano qui, è vero, ma prima di arrivare qui hanno fatto tanta strada senza essere aiutati a fare questa strada, anzi trovando degli approfittatori del loro disagio. Ecco, se questa è la parte che sicuramente ognuno di noi ha nel cuore, noi come veneti, che siamo profondamente generosi come popolo, abbiamo fatto sia all'estero, sia nelle zone disagiate, grandi opere umanitarie, perché tutti conoscono un missionario, quantomeno, oppure un medico del QAM qua a Padova che è partito per aiutare lì,
È anche vero che assieme a queste persone arrivano dei non aventi diritto di essere qui, che bypassano furbescamente nel loro disagio, dicono pagando cifre eccezionali, i controlli, qualsiasi cosa, arrivano da noi. Ecco, io voglio interrompere a questo punto. E questo, noi, sai, siamo in questa situazione, abbiamo 42.000 persone che non sono cittadini nati qua, che in questo momento pare siano disoccupati, cioè pare è certo sono disoccupati, di cui ci stiamo già occupando. Quando si sentono delle cifre, diamo al Veneto il 2%, il 3%, il 4% di chi sbarca, diciamo che ci stiamo già occupando delle persone che sono venute a lavorare qui, hanno chiuso le aziende e sono a disagio, persone con cui siamo profondamente legati. Diciamo che stiamo già facendo la nostra parte in maniera pesante, in una situazione di disagio economico. Allora, chiedere ulteriore aiuto a non aventi diritto è qualcosa che ha una gravità e che va affrontato in maniera diversa, perché in Germania in 2 mesi riesce a capire se uno è un cittadino. Eccolo qua, e qua voglio sentire Lazzarin. Ha toccato questo aspetto qui, perché effettivamente su questo anche ci pungola l'Europa, cioè dice ma è possibile che da voi ci vogliono 6 mesi, 1 anno? Cioè, anche 2, anche 3. C'è un problema di politica interna e un problema di politica esterna. Politica esterna che solo oggi Renzi parla di intavolare delle trattative con gli stati da dove fuggono questi immigrati. È un problema di politica interna, lo vediamo. Sarebbe il piano B questo, sì, no? Il piano B, esatto, il piano B di cui si sta parlando in queste ore, dove ormai si chiudono i cancelli quando i buoi sono già scappati. Il piano B lo testimonia anche il sindaco di Torreglia, dove si dice adesso noi blocchiamo i porti, quindi non facciamo attraccare le navi. Sì, bene, però dobbiamo gestire il problema interno. Il sindaco di Torreglia si trova delle persone nel suo territorio e non ha controllo. Io vorrei chiedere se adesso hanno aumentato tipo il numero dei carabinieri nel territorio, perché stiamo parlando di un problema di sicurezza, un problema di sanità e un problema economico. Vedi il sindaco di Eraclea. Il sindaco di Eraclea si trova anche a un disagio adesso con il turismo, quindi in un periodo anche molto importante. Problema che sicuramente è stato scaricato ai sindaci, che sono i primi cittadini, lo ricordiamo, però che non dipende assolutamente da loro, perché anche in questi giorni abbiamo messo alla prova il prefetto. Come funziona? Il periodo vede che gli immobili non sono affittabili, non sono vendibili, e un impresario dice: colgo l'opportunità in questo problema. Cosa fa? Si candida e quindi manda al prefetto, dice io ho la disponibilità di tot abitazioni, il prefetto gli fa alcune domande, ubicazione, numero di posti di letto, numero di vani, dimensioni eccetera, e lo stato anche dei locali perché devono essere agibili, tutto quanto, rispettare le normative. Ovviamente questi appartamenti, queste abitazioni sono nuove ed ecco che ovviamente le piazza. Esatto, le piazza, fa business, quindi nel problema troviamo anche questa risposta da parte del prefetto. E una volta risposto a questi requisiti, il gioco è fatto, il prefetto può, fatto il censimento, decidere dove mandarli. Ecco che il sindaco di Padova, leggevo stamane sul giornale, 900 migranti nel territorio padovano. Ecco, assolutamente non mi trovo d'accordo né con le soluzioni del prefetto, tantomeno con il piano B del governo Renzi. Dopo vedremo i piani B. Prima di passare anche a Gallinaro, volevo sentire a questo proposito chi rappresenta le forze dell'ordine, perché anch'io ho sentito poi proprio questa mattina c'era un'intervista su una radio nazionale, un confronto tra il sindaco di Palermo e il sindaco di Padova. Il sindaco di Padova ha detto: io devo utilizzare le forze dell'ordine, già ne ho poche, per controllare un quartiere di Padova dove è sovrappopolato, in modo particolare da questi stranieri, perché sono zone insicure, perché si crea una situazione di allarme sociale diffuso tra i cittadini, tra i residenti e tutto. Un sindaco sa cosa vuol dire questo.
E la risposta, ci ha bypassato questo il sindaco di Palermo, come se non un problema che non li riguardasse, la sicurezza, integrare con le forze dell'ordine, eccetera. Però per carità, magari a Palermo ci sono altre forze che intervengono, che sono più forti di quelle dell'ordine, esatto. perché vabbè, abbiamo visto giù in Calabria come hanno risolto il problema degli stranieri che protestavano contro il lavoro nero. Gli hanno sparato con le carabine diciamo, i mafiosi, ma a parte gli scherzi, la questione è seria. Voi forze dell'ordine, come siete messi? Io posso dare un dato rispetto a Treviso. Su 270 persone in questura, nel 2015-2016 oltre 20 persone andranno in congedo in pensione. E sono rinnovati, sono sostituiti da altrettanti. Quest'anno abbiamo poche speranze che arrivi qualcuno, perché comunque l'emergenza Expo e quindi a seguire il giubileo straordinario Perché ci c'è anche quello, con ci delle dimentichiamo ogni aggregazioni, perché tanto. c'è l'Expo a Milano, l'Expo dell'Acqua a Venezia e il giubileo, che sono 3 appuntamenti importanti dove le risorse devono essere prese anche dei piccoli territori. È una provincia come Treviso che ha un'età media di 49 anni. Dai poliziotti? Età media dei poliziotti. Siete giovani proprio. Siamo giovanissimi, giovanotti. C'è nicchia il sindacato dei pensionati. Devono comunque far fronte a tutte quelle che sono le esigenze, da quella che può essere il controllo del territorio della volante e quindi dare un segnale di presenza sul territorio che è fondamentale, a quello che può essere il rilascio di qualsiasi titolo, che sia un permesso di soggiorno o un passaporto. Ma infatti questo è un aspetto importante perché si lega anche all'aspetto turistico. Allora stiamo parlando di sicurezza dei cittadini, di sicurezza di queste persone che vengono. Io ho una testimonianza che non è voluta venire, però me l'ha raccontata il caso, e dicono voi non la valutate anche sotto un altro profilo. Sicurezza per chi è già straniero sul territorio, donne, e che si trova a raffrontarsi con queste persone, che sono molti uomini soprattutto, sono pochissime le donne, che hanno una educazione diversa dalla nostra, per cui mancano di rispetto nei confronti di queste altre donne straniere che ci sono, e hanno paura queste donne che lavorano da noi a vario titolo, non fanno lavoro, cioè possono essere badanti, anziché, poi ne parlavamo anche ieri insieme. La mamma che ha le badanti. Esatto, poi ce ne sono stati altri 2 casi, proprio ieri me l'hanno raccontata, però non sono volute venire. Esatto, badanti rumene, vabbè, sono badanti rumene, non so il suo caso se erano stessa cosa. Sono signore straniere. Ecco. Hanno paura perché sono state importunate, e una di queste in particolare mi ha detto ne ha avuto le mani addosso, però hanno paura di denunciare, mancano controlli, manca le forze dell'ordine. Se tu vai in una città straniera in Francia è pieno di polizia, sia perché hanno paura dell'ISIS, per carità, però è pieno di polizia e di esercito. Da noi i poliziotti poveretti sono messi. Allora, è vero, da una parte è vero che la percezione della sicurezza o dell'insicurezza è determinante rispetto al cittadino. Io credo che qualsiasi poliziotto fa il suo e lo fa con grande Ma no, senza dubbio, però non siete mica presenti. È vero anche che nel territorio uomini e mezzi sono quelli che sono, e si fa con quello che si ha. È chiaro che laddove anche un cittadino straniero che si è integrato all'interno di una comunità comincia ad avere paura del contesto in cui vive, diventa preoccupante. Credo che la riflessione politica vada anche fatta rispetto al fatto che c'è un contesto umanitario, frutto anche dei nostri retaggi storici. Siamo andati noi all'estero in tutto il mondo, probabilmente non siamo stati trattati con i guanti bianchi, quindi non dovremmo adesso trattare male chi arriva. D'altro canto c'è l'italiano che dice: io non arrivo alla 3ª settimana del mese, vorrei che una soluzione fosse trovata per questi, perché umanamente ne ho paura, li capisco, li comprendo, ma ho paura di non avere quei sussidi e quegli aiuti che lo Stato dovrebbe darmi, a fronte del fatto che sono un cittadino onesto e che pago le tasse. Tra queste 2 situazioni si pone il poliziotto, laddove viene la questione della sicurezza e dell'ordine pubblico, laddove il poliziotto viene chiamato ad intervenire rispetto alle più svariate problematiche. È chiaro che nel momento in cui il collega che sta fotosegnalando il profugo, perché lo definiamo tale, meglio definirlo tale fino a prova contraria, l'immigrato, dai, così è più chiaro, perché non è un profugo. Ho fame o sete, più di un collega tira fuori, apre il portafoglio e tira fuori di tasca sua i soldi per dargli da bere, per dargli da mangiare. Non è detto che gliel'abbia dato a uno stinco di santo o a un potenziale delinquente, ma è anche vero che lo spirito umanitario deve esserci a prescindere da quello che da tutto. Certo. Poi il nostro lo dobbiamo fare
anche a rischio di dire oddio sono sporchi, potrebbero avere malattie, ho famiglia, ho bambini, sono in un contesto chiuso, ma lo facciamo perché dobbiamo farlo. Chiaro che se devo pensare che al 13 di settembre c'era l'emergenza, mi chiedo se al 16 di giugno questa emergenza non sia diventata attualità e quindi da donna di Stato, da persona che ha una divisa addosso, dico beh, lo Stato come sta intervenendo anche rispetto a una Francia che sta disattendendo o vedendo sotto la propria prospettiva quelle che sono delle normative europee pattuite e stabilite anni fa, sto parlando di Schengen, sto parlando di Dublino, e che adesso lasciano perplesse dal punto di vista politico molte persone. Assolutamente. Allora, torniamo a dare la parola anche naturalmente a Gallinaro, però abbiamo prima la pubblicità così può parlare tranquillamente. Pochi secondi di pubblicità, poi rifacciamo il giro partendo da Gallinaro, poi se c'è che insomma arriva deve dire qualcosa. Tra poco.